Eder. Mac. Pallister. Omicidio Liliana Resinovic, la svolta della procura, uccisa dal marito nel parco dell'ex op. Trieste. A oltre 3 anni dalla scomparsa e dal ritrovamento del cadavere, la procura di Trieste rompe il silenzio con una svolta clamorosa. Liliana Resinovic sarebbe stata uccisa dal marito, Sebastiano Visintin. È quanto emerge da una nuova consulenza medico-legale che ribalta completamente l'ipotesi iniziale del suicidio. Secondo gli inquirenti, l'aggressione sarebbe avvenuta il 14 dicembre 2021 all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, in prossimità di via Weiss, all'altezza del Civico 21. Le modalità dell'attacco, descritte nel dettaglio dagli esperti forensi, parlano di afferramenti, compressioni, percosse, urti e graffi indirizzati in varie parti del corpo: capo, mano destra, torace e arti. Le lesioni, stando alla relazione, sarebbero compatibili con una colluttazione violenta. La causa della morte viene definita come soffocazione esterna diretta, ovvero asfissia meccanica causata dalla compressione del volto. Un dettaglio che smonta la precedente tesi suicidaria fondata sulla presenza di sacchetti di plastica stretti attorno alla testa della vittima, trovata senza vita in un boschetto nei pressi della sua abitazione circa 20 giorni dopo la scomparsa. Nell'ambito dell'indagine, Sebastiano Visintin è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. In seguito alla nuova iscrizione, i carabinieri del RIS hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, sequestrando circa 700 utensili da taglio, tra cui coltelli, forbici e taglierini, e un maglione di colore giallo. Un filamento riconducibile a una fibra tessile dello stesso colore era stato individuato mesi fa sul polsino della maglia di Liliana. Il caso, inizialmente archiviato come suicidio nel 2022, era stato riaperto dopo la richiesta di approfondimenti da parte del GIP Luigi Dainotti, che aveva rigettato l'archiviazione proposta dalla procura. La nuova consulenza, commissionata nei mesi successivi, ha messo in discussione la compatibilità delle lesioni con un gesto autolesionistico. Visintin, tornato a Trieste dopo essere stato per un periodo lontano dalla città, ha dichiarato di essere a disposizione degli inquirenti e di non avere nulla da nascondere. I suoi legali non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma si preparano a contestare le conclusioni della perizia medico-legale. Il fascicolo è ora nelle mani del pubblico ministero, che dovrà decidere se richiedere il rinvio a giudizio o procedere con ulteriori accertamenti. Intanto, la città di Trieste torna a interrogarsi su una vicenda che ha scosso l'opinione pubblica e che ora sembra avviarsi verso una nuova, inquietante verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.